Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. L'Europa non può modificare il decreto contro il caro voli. Schifani stoppa il ping pong su chi decide sulle tariffe aeree. Ryanair, ricorda polemico il governatore, parla di libertà di impresa e l'anno scorso ha intascato 15 milioni dall'aeroporto di Palermo. Lampedusa ha bisogno di aiuti concreti, al TG Sicilia l'appello del sindaco Mannino, mandateci una nave per i trasferimenti dei migranti nei centri d'accoglienza, occorrono fondi per sgomberare i barchini abbandonati e ripulire l'isola. Da Ragusano la storia di Lamin, un'integrazione riuscita, oggi piccolo imprenditore, 10 anni fa profugo dalla Gambia tra 1000 incertezze e paura del futuro. Ancora fiamme a Gela, va in fumo un capannone della zona industriale, devastata un'azienda ortofrutticola all'interno dell'ex terminal bus comunale. Le istituzioni locali continuano a non fare niente, protestano gli imprenditori. Sono 147 i comuni siciliani su 391 a non aver elaborato il catasto delle aree bruciate. Un provvedimento necessario, insiste l'assessore Messina, per bloccare la speculazione edilizia, vera finalità dei piromani. La Regione nomina commissari per riparare all'inadempienza. Sant'Agata d'estate, piano sicurezza per vivere la processione di giovedì 17, anche quest'anno attese in Piazza Duomo migliaia di persone. Mamma Africa, ad Agrigento in scena lo spettacolo voluto dalla Questura, un invito tra impegno e ironia a non discriminare le donne sbarcate a Lampedusa dopo i viaggi della speranza. Calcio, domani l'esordio stagione del Palermo, in Coppa Italia i rosanero sfideranno il Cagliari. Per il calciomercato il Catania mette nel mirino l'attaccante Galabinov, ex Regina. Bentrovati, l'Europa non può andare contro il decreto sul caro voli voluto dal governo, se lo facesse andrebbe contro la nostra Costituzione. A dirlo è il Presidente della Regione Schifani, che torna ancora una volta contro Ryanair, accusando la compagnia aerea di fare cartello e di non essere coerente. Da un lato invoca la libertà di mercato e poi incassa i soldi dell'aeroporto di Palermo. Adelaide Barbagallo. Vale più un principio costituzionale o le regole dell'Unione Europea? Sul caro voli e la battaglia che Ryanair vuole portare avanti a Bruxelles contro l'iniziativa del governo per calmierare i prezzi interviene Schifani. La Commissione europea, afferma il governatore, potrebbe intervenire per modificare la norma del governo nazionale, ma se lo facesse sarebbe messo a rischio il diritto alla mobilità della nostra Costituzione, che prevede che ad ogni cittadino debba essere garantita ogni forma di libertà di movimento. Avevo segnalato già a dicembre dell'anno scorso il cartello tra ITA e Ryanair, prosegue Schifani, nel senso che di fatto hanno stipulato un accordo tra loro per non farsi concorrenza, applicando prezzi al rialzo. E poi aggiunge: Ryanair da un lato esalta la libertà del mercato, dall'altro però intasca i contributi. Dall'aeroporto di Palermo ha ottenuto 15 milioni di euro nel 2022. Insomma, la questione caro voli resta aperta e da più parti viene definita un pannicello caldo che non risolve il problema alla radice anche l'idea di dare a Natale un bonus ai siciliani per facilitare i loro spostamenti in aereo. Una misura che viene salutata con un certo favore da consumatori, che però non mette fine allo strapotere delle compagnie aeree. Siamo di fronte a un abuso di potere, tuona il presidente Carmelo Calì, che indica la strada del riconoscimento della continuità territoriale per superare l'insularità della Sicilia, cioè poter utilizzare tutti i vantaggi previsti dalla legge per garantire i servizi di trasporto ai cittadini che abitano in regioni sfavorite. In Sicilia occorre necessariamente prendere un aereo o un mezzo navale per attraversare lo stretto, ma questo svantaggio non è stato finora riconosciuto.
A Lampedusa oltre 400 sbarchi nelle ultime ore. Dopo la sciagura di mercoledì con 41 vittime, il sindaco Mannino si rivolge polemico al governo e all'Europa. Basta con le promesse, dice, e chiede interventi immediati. Emanuela Corsi. A Lampedusa, dietro alla macchina dell'accoglienza, c'è un'altra emergenza, di cui si parla meno, e che riguarda le esigenze degli abitanti dell'isola, primo punto di approdo per chi attraversa il mare. Più volte il sindaco Filippo Mannino ha rivolto accorati appelli al governo e all'Europa affinché i residenti non vengano abbandonati e il fenomeno venga gestito in maniera strutturale e non più emergenziale. Tante le promesse che ad oggi restano ancora disattese. Ci sono dei disagi che ricadono sul territorio che non vengono affrontati e che ancora rimangono questioni aperte, come ad esempio il fatto di avere una nave umanitaria dedicata al trasferimento di questi migranti, che facesse la spola tra Lampedusa e la terraferma, proprio per consentire i trasferimenti veloci di queste persone una volta giunti sulla nostra isola. Un'altra questione riguarda quello di avere rassicurazioni certe per quanto riguarda i costi della raccolta dei rifiuti, che deve anticipare il comune e che non riusciamo più a farlo. E un'altra questione che ancora rimane aperta insieme ad altre è quella dei barchini dei migranti che vengono utilizzati per la traversata. Primo perché molti di questi vengono abbandonati alla deriva in mare, e in secondo luogo perché poi affondano e vengono ripescati dai pescatori, danneggiando quella che è tutta l'attrezzatura di pesca appunto di queste persone che lavorano con il mare. L'isola, nonostante l'emergenza, non sembra risentire di una crisi sotto il profilo turistico, anche se il sindaco teme un ritorno d'immagine negativo. Il fatto che si continua a parlare di isola a collasso, di isola presa d'assalto, di emergenza, certamente non invoglia il possibile turista che vorrebbe visitare per la prima volta l'isola e non sa quello che viene a trovare. Dal Gambia alla provincia di Ragusa per reinventarsi e guardare al futuro. Lamin, sbarcato a Pozzallo 10 anni fa, ha seguito un percorso in integrazione della Caritas e parla adesso da giovane imprenditore. Veronica Barbarino. Ricominciare è possibile in un paese pronto ad accoglierti. Lamin, 10 anni fa dal Gambia, è sbarcato a Pozzallo. Accolto dalla rete Caritas, ha saputo reinventarsi imparando uno dei mestieri più antichi del territorio ebleo. Adesso è un giovane imprenditore. Ricordo bene il 2015, non lo so, 2016, e abbiamo un progetto con Caritas, si chiama Costruiamo Sapere. E poi abbiamo fatto questo progetto, poi dopo mi ha dato Domenico Leggio, direttore di Caritas. È un lavoro di muro, non sono molto bravo, però lui mi ha aiutato tanto. Comunque Caritas contribuiscono tanto nella mia vita, perché mi hanno aiutato tanto. Sto lavorando da solo con il mio partito Eva, sì. Senza il lavoro non possiamo fare nulla nella vita e quindi dobbiamo lavorare. La ricostruzione di un muro a secco può quindi diventare un'occasione di integrazione. Questa esperienza nasce dall'esigenza di ripristinare dei muri a secco qui agli orti sociali. Grazie al lavoro di rete che svolgiamo con altri enti del terzo settore siamo venuti a conoscenza appunto della presenza di Lamin, che in questi anni è maturato una grande professionalità proprio nel ripristino dei muri a secco, un'arte antica che nel nostro territorio è sempre meno presente purtroppo. Come sappiamo il lavoro è integrazione e permette certamente la condivisione di obiettivi, di azioni anche per il territorio della nostra comunità. Lamin ha vinto anche la sua timidezza nel raccontarsi per dare speranza ai tanti che come lui sognano in Italia un futuro migliore. Mentre Cefalù chiede lo stato di calamità naturale per gli incendi dei giorni scorsi, un altro rogo ha devastato un capannone della zona industriale di Gela. Gerry Italia. Ancora fiamme tra le aziende della zona industriale di Gela. Dopo l'incendio che ha interamente distrutto il capannone della Pescagel, un altro vasto rogo ha devastato un'azienda ortofrutticola all'interno dell'ex terminal bus comunale di Contrada Brucazzi. Le fiamme si sono sviluppate nella parte posteriore del capannone, dove ci sono le celle frigorifere, e nel giro di pochi minuti hanno invaso l'intera struttura. Immediato l'intervento di diversi mezzi dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo che si stava allargando alla parte anteriore del magazzino. Secondo i primi rilievi, l'innesco
sarebbe partito dall'interno del capannone, probabilmente a causa di un cortocircuito, ma le verifiche sono in corso per stabilire altre eventuali cause. L'incendio del capannone di Brucazzi è il secondo nel giro di pochi giorni tra le aziende della zona industriale e torna a puntare i riflettori sulla mancanza di interventi di messa in sicurezza che da tempo gli imprenditori chiedono al Comune e all'IRSAP. Quello che veramente addolora è che delle aziende produttive che danno tanto lavoro, aziende storiche fra l'altro del nostro territorio, non vengono manco ascoltate e abbandonate a se stesse. L'incuria della zona industriale in cui sta versando il nostro territorio è una cosa atavica, è una cosa che ogni anno si è ripetuta e che ogni anno ci sono solo promesse. Io penso che queste aziende grosse che pagano delle tasse non indifferenti dovrebbero essere salvaguardate, prima di tutto nella sicurezza del loro lavoro. Al momento sarebbe escluso che le fiamme possano essere partite dalle sterpaglie che circondano la zona. I danni, principalmente concentrati nel retro della struttura, sono consistenti e in fase di valutazione. Commissari per gli incendi in 147 comuni siciliani, pugno duro della regione contro chi non ha elaborato la mappa dei territori incendiati. Un intervento necessario per applicare specifici vincoli che impediscono lo sfruttamento improprio delle aree bruciate e quindi la speculazione edilizia. Eva Spampinato. Abbiamo ancora sotto gli occhi le immagini della Sicilia che brucia in quei roventi giorni di luglio in cui la colonnina di mercurio sfiorava i 50 gradi e la macchia mediterranea andava in fumo, devastando almeno 6.000 ettari di boschi e vegetazione solo a Palermo e provincia. Alla lotta ai piromani si aggiunge adesso il pugno duro della regione che commissaria 147 comuni siciliani che non hanno presentato entro il 31 luglio il censimento dei territori percorsi da incendi e l'aggiornamento annuale del catasto delle aree bruciate. Una mappa importantissima perché evita le speculazioni edilizie, come spiega l'assessore regionale delle autonomie locali Andrea Messina, che ha nominato i commissari. Sappiamo bene purtroppo che in Sicilia ci sono spesso tante speculazioni chiaramente nel voler magari trasformare poi queste aree in zone da agricole a edificabili, quindi chiediamo ai comuni di attenersi scrupolosamente a quelli che sono i dettami della legge ed evitare che si possa speculare sul nostro patrimonio naturale siciliano. La lista degli inadempienti coinvolge 147 dei 391 municipi siciliani, con in testa la provincia di Messina, 60 enti, seguita da Catania 27, Agrigento 19, Palermo 16, Enna 9, Siracusa 6, Caltani 7 e Trapani 5 a testa. Nessuna irregolarità invece nel Ragusano. Il provvedimento arriva dopo numerosi solleciti nei confronti degli enti locali. Legambiente applaude, non può non colpire la gravità delle inadempienze per numero complessivo di comuni, ma anche per il coinvolgimento di alcune amministrazioni storicamente interessate da incendi estesi, distruttivi, ripetuti in territori di grande interesse ambientale e paesaggistico. Ancora un furto con spaccata a Palermo. I ladri hanno utilizzato un'auto rubata per sfondare la vetrina di un bar tabacchi e rubare stecche di sigarette, gratta e vinci e soldi trovati in cassa. Per fuggire hanno bloccato un'auto guidata da una donna e sotto minaccia l'hanno fatta scendere e sono scappati via. Festa di Sant'Agata d'estate a Catania per vivere in sicurezza la processione di giorno 17 che quest'anno si prevede richiamerà un gran numero di persone che si riverseranno in Piazza Duomo. È stato predisposto un piano di gestione dell'emergenza e di evacuazione. Adelaide Barbagallo. I devoti di Sant'Agata contano i giorni, manca davvero poco ormai alla festa d'estate della patrona di Catania. Il 17 agosto le reliquie della martire torneranno in processione, al suo volto tanto amato dai fedeli potranno nuovamente essere rivolte preghiere e suppliche. Una festa da vivere in sicurezza secondo uno specifico piano di emergenza, considerando il previsto bagno di folla. Ci sono diverse strategie messe in campo proprio per gestire le eventuali emergenze e gestire soprattutto l'esodo controllato, accompagnare sostanzialmente i fedeli in caso di emergenza verso l'esterno. Una particolare attenzione nel piano viene rivolta anche ai disabili, per i quali vengono previste delle aree specifiche di accesso, delle zone dove possono sostare. Sono regole che servono per vivere bene la festa, spiega Barbaro Scionti. Il parroco della cattedrale raccomanda gli atteggiamenti da tenere al rientro in chiesa del busto reliquiario di Sant'Agata e durante la chiusura del sacello. Momento questo carico di grande emozione per i devoti. Si fa appello all'attenzione, alla
consapevolezza di ciascuno che deve essere una giornata che si conclude nel modo più bello, e allora gli spintoni per poter vedere Sant'Agata, ecco, credo che quelli non siano proprio un bel modo per onorare la nostra patrona. Il piano di sicurezza prevede l'ingresso in cattedrale da via Vittorio Emanuele. I disabili entreranno invece da piazza Duomo. Un'opportunità per questo fine settimana a Catania. È inaugurato dal Comune un parco giochi di 200 metri quadrati realizzato nel Boschetto della Playa. Al suo interno numerosi gazebo per accogliere famiglie, bambini e visitatori. Ad Agrigento ieri sera al Teatro Panoramica dei Templi è andata in scena la manifestazione intitolata Mamma Africa di mare, di madri e altre storie, organizzata dalla Questura, riflettori puntati sulle madri che sbarcano a Lampedusa e che insegnano che anche con i gesti si riesce a parlare un linguaggio universale. Davide Sardo. Uno spettacolo per sensibilizzare sugli aspetti legati al fenomeno migratorio è andato in scena nella Valle dei Templi, organizzato dalla Questura di Agrigento. Mamma Africa di mare, di madri e altre storie, il titolo dell'evento, ha voluto raccontare l'esperienza di chi lavora sul campo e ricordare anche in modo ironico le modalità di comunicazione con queste persone che arrivano da molto lontano. Durante lo spettacolo è stato proiettato un documentario su Lampedusa ed il fenomeno immigratorio del regista Luca Vullo. Il messaggio chiaro di questo evento è che siamo tutti esseri umani e che dobbiamo fare il gesto giusto nei confronti degli altri, cioè quello dell'accogliere gli altri come fratelli e non come nemici, soprattutto in un momento di grande disagio e di difficoltà che affrontano le persone che poi spesso muoiono nelle nostre acque. Protagonista della serata anche il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, che ha letto alcuni brani e poesie e si è soffermato sullo scarto che esiste fra la vita dell'isola e ciò che è la realtà del fenomeno immigrazione. Conoscenza di un fenomeno che se non si vede con i propri occhi, dalla narrazione semplicemente di cronaca, per quanto ben fatta, e non sempre è ben fatta, non se ne colgono gli aspetti di umanità, non si riesce a entrare in empatia con la situazione non solo di chi arriva, ma anche di chi soccorre e anche di chi accoglie e anche della comunità che deve ricevere. Per il direttore del Parco Archeologico Roberto Sciarratta, il tema trattato dall'iniziativa è cultura e l'ente della Valle dei Templi ha sposato con piacere l'iniziativa alla quale ha assistito un folto pubblico e numerose autorità. Facciamo una breve pausa, poi le ultime sulla vigilia del Palermo che domani debutta in Coppa Italia e a seguire il calciomercato di Catania e Messina. State con noi. Eccoci insieme con il calcio, domani prima stagionale per il Palermo che giocherà i 32esimi di Coppa Italia a Cagliari. Corini punterà sul 4-3-3, mercato si accelera per Prati e Morutan. Marco Gullà. Ci siamo, il Palermo domani aprirà la sua stagione giocando in Coppa Italia a Cagliari, una partita che può già fornire un indizio sulle ambizioni della squadra rosanero. Il mercato fino adesso è stato altamente positivo per il Palermo, che però deve già partire con la marcia ingranata. Corini punterà sul 4-3-3 contro il Cagliari, ci sono dubbi sulla fascia sinistra, Aurelio non ha recuperato e Di Mariano si allena con i compagni da meno di 10 giorni. A centrocampo invece Corini dovrebbe dare continuità al doppio regista Stulaz e Gomez provato durante il ritiro. Sulla sinistra, in attesa che venga sbloccata la trattativa per Di Chiara, giocherà Ceccaroni. Al centro della difesa Lucioni assieme a Marconi. A centrocampo Corini dovrebbe puntare appunto sul doppio regista con a destra Vasic. In attacco Brunori è il punto fisso. Davanti e alla sua destra ci sarà Insigne. Dubbi sulla sinistra, c'è da capire la condizione di Di Mariano che da una settimana è tornato ad allenarsi con i compagni. È lui il favorito per la fascia, ma Corini potrebbe anche non rischiarlo e schierare Damiani in quel ruolo. Mercato per Prati, trattativa avviata. Il calciatore però interessa anche al Cagliari. Rosanero sempre presenti su Morutan, su cui però va trovata la formula. Il Palermo ha proposto un prestito con diritto e obbligo per una cifra sui 6 milioni di euro e intanto le pretendenti si stanno defilando lasciando campo libero.
In Serie C, con le squadre al lavoro nei rispettivi ritiri, Catania e Messina sono alla ricerca dei colpi di mercato per chiudere la rosa a disposizione di Tabiani e Modica. Francesco Triolo. Un Ferragosto all'insegna del calciomercato per mettere nel motore quei pezzi che mancano in vista della nuova stagione. Dopo aver messo sotto contratto gli attaccanti Davide Marsura e il giovane Gabriel Popovic, nazionale under 20 dell'Australia, il Catania ha trovato il rinforzo anche in difesa con il 28enne argentino Marcos Curado, elemento solido e duttile, abituato a giocare sia in una linea a 3 sia a 4 e all'occorrenza impiegato anche da laterale. Curado ha disputato gli ultimi 2 campionati di Serie B con il Perugia. Il direttore sportivo Antonello Laneri inoltre ha puntato gli occhi sull'ex regina Daniele Liotti, difensore mancino che ha avuto al Siracusa, mentre in attacco l'obiettivo è il bulgaro Andrei Galabinov, anche lui in uscita dalla regina. Sul fronte squadra oggi 20° giorno di ritiro, vigilia del terzo allenamento congiunto in programma domani contro il Paternò, che chiuderà la preparazione. Abbiamo lavorato tantissimo sotto tutti i punti di vista, sia a livello fisico che tecnico-tattico. Il mister ci ha fatto capire dal primo giorno le sue idee e stiamo cercando di riportarle in campo. Sicuramente sarà emozionante perché ripartiremo di nuovo a giocare al Massimino. Spero che ci siano tante persone e sicuramente daremo il massimo. Anche il Messina chiude domani la sua fase di ritiro in Sila, prima però il test con il Cotronei, società giallorossa attiva sul mercato, con le ufficializzazioni del centrocampista Francesco Giunta, della mezzala Marco Firenze e del difensore Federico Pacciardi. No, non ci ho pensato un attimo, ho accettato subito l'offerta del direttore. Per me è un orgoglio indossare questa maglietta di questa città con questi tifosi di questa piazza bellissima. Un gruppo giovane, però tutti bravi ragazzi. Io sono arrivato da poco, insomma mi hanno accolto molto bene e diciamo che deve essere la nostra forza, l'unione, per scendere in campo compatti e andare a battere l'avversario. I prossimi movimenti dovrebbero essere un paio di partenze, possibili quelle di Daga e Iannone, mentre 4 gli acquisti attesi, 2 terzini, un play che detti i tempi davanti alla difesa e la punta centrale. La questione dei commissari inviati dalla Regione Siciliana in 147 comuni su 391 perché non hanno fatto il catasto, cioè non hanno detto dove e per quanta superficie si sono verificati incendi nel loro territorio, non è di poco conto, lo avete ascoltato poco fa, perché quel catasto serve a impedire speculazioni edilizie su luoghi colpiti dal fuoco, perché impone dei vincoli ambientali e urbanistici. Insomma, se hai il catasto, la trama dei piromani che puntano a trasformare un'area boschiva magari in un bel gruppetto di palazzini e palazzoni va in fumo, è il caso di dirlo. Altrimenti senza catasto, chissà. Quindi è inutile stracciarsi le vesti tutte le volte contro i piromani che impegnano tra l'altro in incessanti e faticose operazioni di spegnimento vigili del fuoco e guardie forestali. Inutile farlo se poi non si rende impossibile che il disegno dei professionisti dei roghi vada a segno, colpendoli alla radice. Stupisce piuttosto che i comuni inadempienti siano così tanti, quasi un terzo della totalità. In ogni caso diamo il benvenuto ai 147 commissari che da adesso possiamo tranquillamente chiamare commissari antispeculazione. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.